Allora, andiamo per ordine e cercando di non fare confusione. Sono chiaro su queste cose, non vi fate la domanda. Allora, il PIP di Somalia non è un'area pericolosa, e c'è un investimento che non farei più, che non avremmo fatto più, ma qui ci sono dentro le stesse persone che oggi sono dall'altra parte, e io ho il coraggio di dire che pur non essendo pericoloso, pur non essendo, ci sono tutte le caratteristiche perché non si crei l'allarmismo, io non lo farei. È datato, io faccio il sindaco da 5 anni, prima facevo il dirigente d'azienda, facevo il bilancio, l'ho risanato, ho fatto lavori pubblici, l'ho risanato. Con le deleghe ci sono gli assessori che hanno delle responsabilità per delega ricevuta. Diciamo che il sindaco è sindaco. Ma quell'investimento io non ero sindaco. E così ho risposto, si è tagliato da solo la possibilità di replica, io non ero sindaco. Però c'era un assessore. Secondo, e ammetto che a oggi, come nella vita può capitare, quella scelta non la farei. Quella scelta è nata, ahimè, quando non partiva il PIP di Noiari, e con tutte le assicurazioni che ci venivano date, quella giunta ha fatto la scelta. Il resto sono imprese che devono essere monitorate, tenute a controllo come qualsiasi altro insediamento e che possono essere recuperate. Mi riferisco alla Nestlé, mi riferisco alla Nuova Panza, mi riferisco alla Zacchero Ambiente, mi riferisco alla Demo che macina mattoni, non so. Mi riferisco a tutte le aziende che ci sono. Cereal Docs, mi stia bene attento. La Cereal Docs arriva per decisione di Pavan e di Rabachin non per la Cereal Docs, per fare quel capannone di raccolta di mais. Questo è quello che ci hanno raccontato in giunta. Chiaro? Io ho l'impressione invece, come lei, ho l'impressione, per quello che ho scritto di registrarmi, ho l'impressione che invece non tutta la giunta era informata delle prospettive future. Perché i fatti hanno dimostrato che invece la Cereal Docs, quando ha scelto di spostarsi da Marghera a qua, non ha scelto per fare il deposito di mais, l'ha scelto perché già nella testa aveva il dispositivo. E non era noto. A un certo momento c'è venuto l'assessore Pavan, ha trattato questo argomento, gliel'ha detto il proprietario Fanin. E anziché dire, caro Fanin, qui questa roba non la fai, forse ingenuamente, ha cominciato a discutere se l'impianto doveva essere a nord, a sud, a est, a ovest del capannone, commettendo un errore gravissimo, perché doveva dire di no, subito. Bene, arrivo a dire. Il sindaco può essere responsabile. Allora, vede, caro signore, io mi assumo la responsabilità morale, sempre. Dopodiché spero che i cittadini capiscono che quando uno ha la delega, non avrei bisogno di assessori, c'è un rapporto fiduciario, se uno non me la racconta faccio fatica a sapere. Dopodiché se vengono fuori, io ho la responsabilità morale, o lo caccio via, perché sono sindaco, o se no faccio un altro provvedimento. Io ho fatto un provvedimento, ho fatto un ricorso al TAR. Io le posso garantire che quel ricorso al TAR non è un ricorso qualsiasi. Le posso garantire che dai colloqui con Fanin è incazzato come una bestia, e che ha detto che lui non manda avanti la Cereal Docs finché non finisce il percorso del ricorso al TAR, perché poi l'abbiamo anche integrato quel ricorso. E ci sono ragioni, e anche la regione comincia a preoccuparsi, perché ci sono ragioni sufficientemente forti per dire che quell'impianto non si fa se l'amministrazione comunale non vuole farlo. Chiaro? Così come c'era la Mira, anche la Mira non potevano farlo, però non l'hanno fatto. Quello che spiace è che chi invece lo vuole oggi lo sostiene. E allora la gente, io non la prendo in giro, ma qualcuno la sta prendendo in giro. La Cereal Docs, tanto per essere chiaro fino in fondo, non è un problema di pericolosità, perché
anche Mazzolada ha chiesto un impianto e abbiamo detto che non lo fa a Sumare. Se trova un'altra area lo faccia. Il problema è che c'è la Regione Veneto che non ha ancora un piano ambientale e non è il problema di un impianto di biomasse che fa male. Il problema è quanti se ne fanno di piccoli? 100, 1000, 1, 3, 2, dove, come, perché? Questo è il tema che chi doveva affrontarlo non è stato capace di affrontare. Quindi non è un problema di dire sì e no, ma c'è l'addosso, il problema è che qui non poteva essere fatto, ma doveva già dall'origine quando doveva, perché qualcuno sapeva, perché Fanini non veniva qua a fare quel capannone per mettere mais. E ho fatto registrare quello che sto dicendo. No. Bene, qualcuno ci deve pensare però. Ma prima della campagna elettorale, non dopo, perché dopo non mi venga a dire che non sapeva queste robe. La terza questione dell'ospedale. Lei è un dipendente, e lo conosco, come Confortini, come sono molti. Lei sa come funziona in ospedale, perché è stato un protagonista da Bagnaiolo in poi, quindi ci mancherebbe altro, conosciamo molto bene. Vede, la competenza dell'ospedale, sui principi sono d'accordo con lei, che però mi deve dare atto che la competenza organizzativa è della Regione Veneto e che è di centrodestra, e che l'organizzazione è di Stocco, che è nominato dal Presidente, e che i poteri, io non sono mai stato Presidente della conferenza dei sindaci della sanità, mai, è registrato, mai, della sanità, mai, sì, ma non io. Sì, perché facevo parte del consiglio. Ma non io. Faceva parte quando c'era il MUS 14, il Bagnaiolo, c'era anche mia moglie che veniva al consiglio di amministrazione, si figuri se non ricordo bene, non so bene come funziona, perché mai capito. Comunque la riorganizzazione dell'ospedale spetta alla Regione Veneto. E se noi stiamo pagando poi assistare al Torino, possiamo essere d'accordo sul fatto che 2 chirurgie non vanno bene perché è meglio sfruttarle, forse va bene 2 medicine, che va bene che l'ortopedia rimanga qua. Qui possiamo anche differenziare, ma discutiamo. Ma la questione è proprio di dislocazione. Allora discutiamo. Lei però non può mentire a se stesso, aspetta, lei sa bene che per poter raggiungere un obiettivo serio di riorganizzazione ospedaliera, anche se non è un operatore sanitario, che bisogna che uno faccia la scelta di 2 ospedali, uno sono anche un Portogallo, e che di competenza è regionale, perché se no prendiamo in giro sta gente qua che crede che sia il sindaco del termine, è sbagliatissimo. No, la conferenza dei sindaci, però la conferenza dei sindaci, se su 20 comuni 11 di centrodestra, il sindaco di Portogallo conta come 2 di picche, può, sai cosa fare? Mettersi la fascia, legarsi all'ospedale e fare la protesta. Ma anche essere che abbia 15-20.000 persone insieme, forse qualcuno ci pensa. Allora vede, io su questo vede, vi faccio rispondere con un'altra battuta. Quando io ho organizzato, facendomi credere tutti che facevamo una protesta per il problema della tangenziale che non partiva, e siamo partiti da Carrefour con i gonfaloni, sa chi avevo dietro le spalle? Neanche il comitato che mi aveva organizzato l'iniziativa. Allora queste battute le faccio a chi non conosce Portogallo, chi non conosce i problemi, non con me. Allora